Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi propongo un breve e semplice rituale da eseguire praticamente con un unico ingrediente, ma prima di cominciare vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano, con il quale ormai i conoscitori del mio canale sanno che collaboro da diverso tempo. E dunque iscrivetevi e possibilmente selezionate anche la campanella, in questo modo verrete sempre aggiornati sulle novità presenti sul mio canale, ma anche sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Ricordo tra l'altro tutti gli spettatori di questo video che il lunedì e il venerdì sera alle 21:30, sempre sul mio canale YouTube, io eseguo delle serate con risposte gratuite delle Sibille. Dunque partecipate se vi interessano gli argomenti, se vi sta a cuore una domanda per la quale desiderate una risposta, io rispondo poi alle persone in ordine di tempo, in senso cronologico, nel senso che in ordine di arrivo, e dunque arrivate puntuali, perché in mezz'ora riesco a rispondere generalmente a 4-5 domande in tutto. Bene, detto questo, vi spiego alcuni concetti per questa magia semplice. È una magia di estrazione popolare, è una magia molto antica che usa, come dire, la simpatia di alcuni elementi. Vi spiego un pochino come e quando agire e poi vi mostro semplicemente il da farsi. Allora, non ha un tempo particolare, può essere fatto in qualsiasi momento, a dir la verità, perché sfrutta un elemento molto semplice, ovviamente la nostra mente, il nostro desiderio, la nostra brama, che deve essere incanalata al momento del rituale. Dunque ricordatevi di concentrarvi sempre molto intensamente. Per fare questo rituale però dovete conoscere il nome e cognome e la data di nascita della persona che intendete legare a voi, perché si tratta di un piccolo legamento, e ovviamente non sempre è così, diciamo che molti rituali non devono essere fatti alla presenza della persona o comunque eh, guardando la persona, ma questo è uno di quelli invece che va eseguito proprio fissando la persona. Non dobbiamo essere di fronte, anzi la persona è bene che sia lontana, così che non veda quello che stiamo facendo, dobbiamo essere noi però ad avere lo sguardo fisso su quella persona. Dura pochissimo, dunque è importante che in questo tempo voi immettiate veramente il massimo del desiderio e della forza. Allora, so che ovviamente ho espresso più volte la mia posizione riguardo ai legamenti. Questo non va considerato un legamento di alta magia cerimoniale, dunque è una cosa semplice eppure mantiene la sua efficacia, perché appunto è alimentato da alcuni elementi, in particolare lo spago. Ecco, avrete bisogno di un piccolo spago, questo è colorato ma va bene anche quello da cucina. Se non avete 10 centimetri di spago potete procurarvi un nastro di raffia oppure un nastro di raso rosso. Ok, dunque scegliete tra le cose che avete a casa, probabilmente lo spago non mancherà nella dispensa. Perché si usa uno di questi oggetti? Noi partiamo dall'idea che l'originale usa lo spago, ma qualsiasi nastro è nato con lo scopo di legare delle cose, si presta benissimo a questa magia simpatica. Dunque ricordiamoci che quando usiamo degli elementi dobbiamo considerare sempre lo scopo e la natura dell'elemento che viene utilizzato.
durante una ritualistica. Dunque anche in questo caso di una cosa semplice dobbiamo curare la scelta dei nostri ingredienti, proprio perché servono a caricare, ad amplificare il potere dello scopo che andiamo a concretizzare o che desideriamo concretizzare. Allora, mi raccomando, come ho detto, non segue una particolare lunazione né un particolare giorno, però risulterà più efficace anche con l'aiuto degli astri. Dunque, se sarà una luna crescente, ovviamente, se sarà fatto durante una luna crescente, ovviamente riceve una spinta in più. Che si aggiunge alla spinta della nostra psiche, del nostro desiderio, come ho detto. Il massimo sarebbe riuscire a farlo un venerdì di luna piena, ma sfido riuscire a beccare non solo un venerdì di luna piena, ma anche di vedere la persona che ci interessa. Dunque, siccome le variabili in gioco sono diverse, potete provare anche in altre circostanze. Certo, la luna calante magari crea qualche ostacolino in più e se volessimo essere pignoli, certi aspetti e certe configurazioni astrali che si creano fra la luna e Saturno, fra la luna e Marte o fra la luna e Mercurio non sono proprio ideale, ma siccome non siamo tutti degli astrologi, eh, fidiamoci del nostro desiderio, del nostro intento e soprattutto della nostra concentrazione. Alla fine gli ingredienti sono pochissimi: il nastro o lo spago o il pezzo di raffia, la nostra volontà e ovviamente nome, cognome e data di nascita del soggetto che desideriamo avvicinare e tenere legato a noi. Andrà recitata una formula. Dunque io la metterò comunque nella descrizione del video, è tradotta dall'originale perché l'originale è in una forma dialettale che ovviamente diventa difficile per chi non è di quell'origine pronunciarla appunto correttamente, dunque ci appelliamo lo stesso alla forza dell'originale. Ho mantenuto la traduzione il più fedele possibile e dunque pronunceremo appunto questa formula. Allora, come ho detto, avremo il nostro spago, saremo a distanza, fisseremo la persona che intendiamo tenere stretta a noi e legare a noi in qualche modo, e mentre fissiamo la persona diremo il nome, il cognome e la data di nascita di questa persona. Con 2 ti vedo, con 2 ti attacco, con 2 ti attacco e ti leggo bene, che a me, nome, cognome e data di nascita di voi, la vostra data di nascita, il vostro nome e cognome, mentre fate il secondo nodo, devi voler bene, da nessuna parte devi andare, da nessuna parte devi fuggire, sotto i miei piedi ti devo tenere, che ti lego e da nessuna parte puoi andare. Allora, va detto ovviamente con un grande trasporto, imparate la memoria, fissate sempre l'obiettivo, io ovviamente devo guardare un po', esercitatevi magari a fare i nodini. Cosa ne fate dopo dello spago con il doppio nodo, che lo conserverete in un posto segreto fino a quando avrete ottenuto il risultato. Dunque, semplice, ripeto, non occorre lunazione, non occorre un giorno particolare, l'ideale sarebbe il venerdì di luna piena, ma dal momento che non è facilmente, non si verifica facilmente nel corso dell'anno la luna piena proprio di venerdì, può succedere, magari la trovate sul calendario fra qualche mese, però non è detto che incontrerete quel giorno la persona da voi desiderata. Dunque diciamo che non staremo tanto a guardare questo aspetto, faremo in modo di vedere la persona da lontano e di non toglierle gli occhi di dosso,
Dobbiamo sapere dunque il suo nome, il suo cognome e la sua data di nascita e pronunciare la formula che ho detto prima, che comunque trovate in descrizione. Io vi ricordo che questi sono rituali che dovete eseguire di persona, dunque non scrivetemi in privato al mio numero di telefono per chiedermi se posso farlo io per voi, perché io posso lavorare per voi, perché io lavoro per le persone che mi commissionano dei rituali, ovviamente a pagamento, dunque non chiedetemi cose gratis perché il mio tempo, la mia preparazione costano. Dunque, se volete il mio contributo e il mio aiuto, io sarò sempre disponibile, ma prima previo consulto, perché bisogna capire la situazione e vedere qual è la strategia giusta per operare. Dunque, ricordatevi anche che non è tutto standard, non c'è una cosa che va bene per tutte le situazioni, ogni situazione ha delle circostanze di partenza, ogni situazione merita la degna attenzione, la degna valutazione e soprattutto l'intervento giusto, perché i fattori in gioco, il tipo di resistenza delle persone, alcune caratteristiche psichiche delle persone come delle protezioni che hanno devono essere valutate in precedenza, perciò anche il tipo e il numero di ripetizioni per superare, diciamo così, questo scoglio, questo livello di protezione e raggiungere il giusto grado di saturazione non sono uguali per tutti e per fare questo ci vuole una ricerca apposta, dunque non chiedetemi il costo di un rituale, non esiste un prezzo standard perché dipende da quello che va fatto e da come va fatto. Questo ci tenevo a dirlo perché dovete considerare che la magia è una cosa seria. Io vi ho dato questo piccolo rituale, è un rituale comunque facile da fare ma non meno importante, ok? Dunque impegnatevi, fatelo. Non statemi a chiedere tra quanto tempo vedremo i risultati perché non dipende da me, non dipende nemmeno da voi, dipende dall'altra persona. Dunque tenete conservato il nodo da qualche parte, il doppio nodo che avete fatto, magari lo portate con voi in una tasca o lo mettete nel cassetto del comodino, sarà un posto che ovviamente non deve essere maneggiato o alla portata di altri. E lo conserverete comunque più vicino a voi che sia possibile proprio per continuare a caricarlo, però cercate di dimenticarvi nello stesso tempo la cosa, cioè mettetelo lì, ma non abbiate ansia, questo vale sempre per qualunque ritualistica, non dovete con la vostra mente interferire col lavoro fatto. Un seme quando si semina non lo si tormenta più, non si va sempre a spostarlo da dentro la terra, piuttosto lo si annaffia con la giusta consapevolezza, così come il rituale, una volta che è stato lanciato, non va più stuzzicato, ok? Con le vostre ansie, va bene? Dunque, questo è quanto. Vi ricordo comunque che sono disponibile per consulti privati a pagamento, il costo di un consulto è 20 euro, la durata è 45 minuti, il numero a cui chiamarmi è 347 8702 622. Grazie a tutti e buon proseguimento.